Eccoci di nuovo in studio, Vanna Baldan, lista Veneto Civico, circoscrizione Venezia. Lei arriva da Scelta Civica, Sì. ci tiene a fare una precisazione. Sì, ci tengo a fare una precisazione perché noi di Scelta Civica, io sono stata candidata alla Camera dei Deputati nel 2013, la nostra forza politica è liberale riformista e col nostro nuovo segretario Enrico Zanetti abbiamo deciso di appoggiare Alessandra Moretti con la lista Veneto Civico, in quanto noi vogliamo marcare quella che è la discontinuità da questa amministrazione regionale uscente e vogliamo dare il nostro contributo civico per la regione Veneto. Rimanendo sempre in un alveo di centro moderato? Ma diciamo che la nostra lista, la nostra forza politica, come dicevo prima, è liberale riformista e trasversale, diciamo, sì. Quali sono i punti a cui lei tiene maggiormente, che sono un po' anche i punti condivisi dall'intera lista di Veneto Civico? Il taglio ai costi della politica, se non sbaglio? Sì, taglia ai costi della politica, che è una grande battaglia di Scelta Civica, in quanto anche il nostro segretario ha presentato una interrogazione parlamentare, una proposta parlamentare costituzionale, perché noi vogliamo il taglio dei vitalizi agli ex consiglieri regionali, vogliamo anche il taglio degli stipendi dei consiglieri regionali e il disboscamento delle società partecipate della regione. È un argomento abbastanza dibattuto, ma una delle nostre le prime proposte sono state le nostre di Scelta Civica e non dimentichiamo che la Regione Veneto conta 98 società partecipate, in cui in 19 società di queste ha un rapporto diretto nel bilancio, non solo ma anche in 2 organismi regionali. Quindi se ci sarà il taglio di questi sprechi, noi possiamo utilizzare le risorse economiche in un periodo di risorse economiche scarse, le possiamo utilizzare per migliorare le politiche pubbliche della Regione. La sanità, so che è un altro tema a cui lei tiene particolarmente. Io lavoro nella sanità, che è una buona fetta del bilancio. La sanità in effetti è un 70% della fetta del bilancio regionale. Io lavoro da più di 20 anni nella sanità, naturalmente non chiedono mai il parere degli operatori sia sanitari Cosa non funziona? Cosa non funziona? Funzionano gli sprechi anche lì, perché noi vogliamo fuori la politica delle aziende sanitarie. E vogliamo appunto che non ci siano più le nomine politiche dei dirigenti e che i dirigenti entrino nelle aziende sanitarie per concorso, quindi possiamo misurarli sia per quanto riguarda le valutazioni con i risultati, attraverso i risultati e c'è più trasparenza. Medicina del territorio è operativa, è una realtà, siete favorevoli? La medicina del territorio è attiva attraverso i dipartimenti di prevenzione ed è attiva ed è in sinergia con l'ARPAV, che è una struttura che noi vogliamo assolutamente recuperare, perché giustamente c'è la protezione civile, ci sono i consorzi di bonifica, ma anche l'ARPAV è un organismo tecnico di supporto a quella che è sia la medicina che quindi della sanità, ma anche per i comuni e per le varie realtà amministrative. Per le liste d'attesa avete un'idea? Per le liste d'attesa sia per sì. voi un problema? No, qui mi tocca un punto importante, in quanto noi vogliamo la riduzione delle ULSS da 21 a 8. Però non vogliamo la riduzione degli ospedali, perché gli ospedali anzi devono essere maggiormente qualificati e vogliamo appunto che vengano istituiti e attuati presidi territoriali in accordo con la medicina generale, con i medici della medicina generale e con gli operatori sanitari, in modo da ridurre sia le liste d'attesa per le visite, per le prestazioni specialistiche, sia appunto per ridurre gli accessi al pronto soccorso. Infatti già mercoledì e giovedì nella nostra zona Dolo e Mirano ci sarà il pronto soccorso sia dell'uno che dell'altro nosocomio, che presenteranno delle proposte per quanto riguarda questo. L'area metropolitana poi... Ecco, gli ultimi 30 secondi li dedichiamo a questo? Sì, mi è molto cara l'argomento dell'area metropolitana, perché io mi sono anche laureata con una tesi in area metropolitana e sono consapevole che la Regione Veneto in questo momento non vuole attuarla perché la vede come una minaccia al suo potere. Invece è una grossa opportunità per quanto riguarda la rete di programmazione e di gestione dei servizi per le economie di scala che si potrebbero raggiungere. Io ringrazio Vanna Baldan, Veneto Civico. Ringrazio voi per l'opportunità e invito tutti ad andare a votare.
Torniamo subito dopo la pubblicità, un altro candidato, sempre di Veneto Civico, tra pochissimo.